Benvenuti in nuova puntata del SIRPOD, puntata speciale perché abbiamo qui con noi Piero Rondoni e Giuseppe Godi, nonché il mio fratello amico Sergio Piga, compagno di avventure in questo podcast. Io non parlerò, faccio un'introduzione e poi mi levo dai beep perché qui c'è già abbastanza. Partiamo così, Giuseppe, convincimi Piero a tornare a giocare che serve il lungo per la Serie C. Veramente ci serve il lungo. Allora Piero, facciamo una proposta. Parte il pitch. Quest'anno stiamo organizzando questa scuola di Serie C, possiamo mettere nella rosa, cosa ne pensi? Poi intanto Piero da pochissimo è diventata che socio di Pallacanestro Nuoro, quindi Sì, tanta roba. devo pagare ancora la quota. La devi pagare? Sì, ve la do. Chi paga La il vogliamo ritardo- subitissimo. Chi paga il ritardo è doppia. Pagare il taglio di doppia. Però Piero, veramente, perché non viene a darci un bel contributo come giocatore, così ci dai un po' di experience avute nella tua carriera? No, sarò onesto, non ce la faccio più. Non hai più la 49 anni, onesto, no, comunque- basta, sarò onesto. Comunque, Però, secondo me possiamo inserirlo un po' come a livello di mental coach. sì, Perché sì. Piero ha una mentalità devastante. Sì, Piero ha fatto una discreta carriera. Lo stai sminuendo, Sì, non, sì, sto, ha ragione. non sto sminuendo, il problema è che lui quando poteva dare a un certo punto zoppicava un pochettino, no? Perché si è anche divertito, non ha fatto il professionista vero. La verità sto dicendo? Sì, sì, ma Sempre l'ho sempre detto. severo, Giuseppe. vabbè, Perché praticamente era un talento e poi soprattutto era uno che in campo ci metteva l'anima È e quello ci che ho sempre credeva, pensato io, capito? sì, sì. E dunque praticamente secondo me poteva ambire ad andare veramente in alto. La verità, non lo sto dicendo, non lo sto sminuendo, anzi lo sto... Anzi, sì, Anzi. certo. Mi stai massacrando. Perché penso proprio che La pagherai ha fatto anche dei bellissimi campionati anche in Sardegna, a Oristano soprattutto, ha fatto 2 anni c'era Oristano. 10 anni. 10 anni c'era. Solo. Ne hai sbagliato di poco. A due. No, mi ricordo 2 anni che eravate sempre primi in classifica, Sì. che sono venuto anche varie volte a vedervi e che era una bella Però io ricordo bella che anche squadra. per te, quando è venuto Piero con Fabrizio a Nuoro, ce l'hai dato un po' come opportunità di crescita. In effetti è Certo. stato così, perché comunque è stato un approccio diverso, perché Piero agli allenamenti è Piero, e solo lui esiste così. Però Cosa significa questa cosa qua? No, nel senso che Entriamo nel vivo. è duro con se stesso, è durissimo con gli altri, è una persona che ti vuole, porta- ti vuole No, portare vabbè, su. bisogna cosa. Allora, io l'ho sempre detto, a parte il fatto che ringrazio Giuseppe, ha perfettamente ragione, ve l'ho già detto anche l'altra volta che ci siamo Certo. incontrati, per ambire, per giocare ad alti livelli bisogna allenarsi, avere una mentalità professionista, andare a letto presto, cercare di avere una vita abbastanza regolare, mangiare bene. Purtroppo la mia indole, la mia natura molto gioviale fuori dal campo e anche dentro il campo mi ha portato ad avere un sacco di amici, un sacco di rapporti, un sacco di cose. Sicuramente ho rinunciato a tante cose e ho scelto altre, però voglio dire, Giuseppe ha fatto un'analisi assolutamente corretta. Per quanto riguarda la struttura, la mentalità te la costruisci nel corso del tempo. Io ho avuto, a partire da Giuseppe, che quando veramente mi ha preso, quando avevo 6 anni, 7 anni, ci siamo conosciuti probabilmente, che era sempre molto performante all'allenamento, poi nel corso degli anni ho incontrato tanti allenatori che poi non hanno fatto altro che ripercorrere questo modus operandi, quindi sempre la competizione, sempre mettersi divertendoci chiaramente, perché poi facciamo sempre uno sport, ricordiamocelo bene, non andiamo a zappare o lavoriamo in miniera. Assolutamente. Quindi lo sport è divertente, però lo sport è bello quando c'è competizione, la competizione è fatta poi di anche qualche colpo, qualche vaffantoma, vaffanculo e Beh, poi noi per si è primi amici. siamo Bravo, stati i primi ad avere certo. qualche piccolo Certo. insomma, disguido lì per lì Strano. agli allenamenti, Certo. però poi siamo stati Due anche... caratteri così. era per- Ma poi ci siamo anche chiariti subito e oggi è una persona che io stimo di più in No, assoluto. anch'io, ma infatti i rapporti belli nascono proprio da questo, dal confronto, che può essere duro, può essere a volte, sicuramente in campo escono fuori tutte le cose, non c'è falsità, non c'è niente, perché sotto pressione, quando c'è stress, quando c'è stanchezza, sei te stesso, è come quando dicono, è come quando ti ubriachi, sei te stesso. Che se Non c'è prendi- Non è una scusa, se non sei può bene essere o- una se scusa. sei bene o male sei un rompiballe, esatto. invece se sei gioviale anche Vero, quando sei vero, sano. Quindi assolutamente. niente, io mi farebbe piacere darvi una mano, ma sicuramente non potrò giocare perché non ce la faccio. Però tu come sono vivi arrivato. adesso questo momento, di questo passaggio, di questo
investimento che stiamo cercando di fare Bene, per Nuoro. Per molto portare- bene, molto bene, bravissimi, vi faccio un grosso in bocca al lupo, spero, ripeto, di darvi una mano nella misura in cui potrò darvela, però bene, perché Nuoro ha bisogno di squadre del genere, adesso la Nuorese con la famiglia Pittorra sta rifacendo un percorso comunque secondo me virtuoso, Bellissimo, sì. molto bello, ma c'è spazio anche per la pallacanestro. La pallacanestro, l'abbiamo detto 1000 volte, Nuoro è Basket City sarda e non, Sì, non è una sì. cazzata, è veramente, cioè a Nuoro tutti hanno giocato a pallacanestro Sì, sì. per merito di questo signore. Che Prima di lui ci sono detto. state, lui ha fatto un grosso, verrà ricordato sempre per quello che ha fatto. Prima di lui ci sono stati degli avventurieri, perché chi giocava prima dell'avvento, diciamo, del professionismo, giocava c'erano i vari Parodo, c'erano, ricordami tu, C'erano vari c'era allenatori, Busia, c'era Nicareddu, c'era Nicareddu, c'è stata la famiglia Careddu che ha fatto un grande, un grande lavoro, c'è stato il papà di Giuseppe che era un custode storico della pallacanestro a Nuoro, ci faceva ridere, la mamma che ci cucinava il sugo e si sentiva dentro la palestra, cioè raccontiamo degli aneddoti che probabilmente i giovani non stentano anche a Qui stiamo capire, parlando di uno metabolizzare. storico di 40 anni, per cui Certo. le parole stanno... C'era il stanno cane, a c'era zero. Ercolina, non si poteva entrare al palazzetto perché Visto che non riusciamo a convincerti a tornare a giocare, vi faccio la domanda a tutti e due. No? Sì. Stiamo prendendo dei giocatori anche dall'esterno, no? Per affrontare questa sfida della Serie C. Che consigli gli dai? No? Che gli date, sia tu che lui, volevo sentire. Prego. No, arrivando anche a Nuoro, non solo chiaramente a livello cestistico, perché ovviamente quella è una cosa che poi si vedrà anche in palestra, eccetera, però come contesto anche a livello nuovo per ambientarsi bene, per vivere bene l'avventura. Io oggi ieri è arrivato un ragazzo argentino, mi sembra molto bravo di carattere, e vorrei che questo ragazzo argentino con tutti gli altri compagni avessero la disponibilità e la correttezza che hanno avuto gli altri tre argentini che abbiamo avuto noi, che sono stati veramente hanno fantastici. lasciato un ricordo Avevano bellissimo. lasciato un ricordo perché praticamente erano attaccati più loro dei nostri alla maglietta. Cioè, poi sto parlando di stipendi grossi, cioè di nulla praticamente. Certo. Non era il soldo, perché prendevano non è il contesto, non è il 300 contesto, euro certo, perché magari lì campi in mezza famiglia, però non è questo il problema. Il problema è che spero che ci siano questo entusiasmo. Gli ho spiegato che Nuoro è una città abbastanza generosa, che lui se n'è già accorto perché siamo usciti una sera e tutti ci hanno invitato, come si chiama? Dunque io spero che Beh, loro siamo ospitali, siano ospitali al massimo. generosi e dunque spero che tutto questo venga a vantaggio loro e anche nostro. Questi ragazzi naturalmente bisogna dargli anche un po' il tempo di ambientarsi, di ambientarsi, capire, anche certo, perché certo. stanno arrivando in una città magari dove non è una città grande, però potrebbero stare bene secondo il mio punto di vista. Cosa posso dire ai ragazzi esterni che si devono divertire come glielo abbiamo detto a quelli di Nuoro, uguale. Ci vuole un attaccamento alla maglietta, bisogna crederci, è un progetto secondo me grosso, Bello, ambizioso, che necessita del tempo lo stiamo essere facendo sviluppato. perché c'è un gruppo di persone, tutti i soci, tutti i dirigenti che ci stanno credendo anche con la loro piccola mano della quota annuale, assolutamente, fondamentale. Con I soci sono importantissimi, qua facciamo un pitch dove ricordiamo che per noi sono importantissimi anche i soci. No, certo, ma poi i soci sono la maggior parte i genitori dei ragazzi che vedono che i ragazzi nostri vivono in palestra, stanno sempre lì a rompere le balle da un momento all'altro e nulla è positivo così. E dunque anche loro devono capire queste cose, che facciamo un lavoro anche a livello sociale, devono essere integrati nella città e soprattutto gli chiederemo più avanti anche alla squadra, a tutta la squadra, di girare nei settori giovanili perché è piccolino. Appena un riferimento. Quando ti vede giocando Certo. c'ha un'immagine positiva più. e tutti quanti si innamorano di un giocatore. Poi cosa posso dire? Piero è andato tante volte fuori, ma c'aveva uno spirito, giocava per la maglietta a Nuoro, a Oristano, dove ha giocato, perché lo conosco da bambino. Piero ha un difetto, diciamo così,
che le cose c'è da dire te le dice in faccia, non c'è, Quindi è un pregio. ma è un pregio, cioè, È mi stato fai un due aneddoto ragioni. bellissimo No, nell'altra no, puntata che ci avevi raccontato, no, fantastico. nel senso che molti ragazzi lo soffrono, capito? Sì, La nuova generazione purtroppo le soffrono queste cose. sì. Un Non incastro essere un po' diretti, aggressivo. sì, sì, sì. E quando lui giocava in Serie B, io facevo il vice allenatore, ma abbiamo assistito anche tra compagni risse in campo che dopo 2 minuti facevano la doccia e finiva Cioè, amicissimi. e di incanto finiva Beh, noi, tutto. quei Capito? giocatori sono stati quelli che ci hanno ispirato e che poi ci hanno accompagnato nel corso della nostra umile carriera, Certo. non carriera, percorso. Sì. Però quando vedevi giocare gente come Masolo, Marco Dessi, Grimaldi, Recchia, anche quelli di Nuoro, Cempini. Chironi, Mannone, cioè te ne posso elencare una marea. Per osmosi alla fine tu Mhm. proprio assimilavi anche il modo di comportarti, il modo di stare in campo, il modo di stare in albergo quando andavamo in trasferta. L'approccio alle partite, Il fatto di comunque di cercare il giorno prima di fare una vita un po' più regolare, perché noi eravamo proprio, noi andavamo al Charleston fino alle 4, poi vabbè, alle 5 certo. avevamo il pullman per C'era andare in trasferta. l'approccio. Quindi figurati. E quando- giocava meglio quando faceva così. No, a 20 anni, poi a 30 anni un po' meno. Parlava del coach. No, però cioè, i ragazzi che adesso verranno saranno sicuramente una manna dal cielo perché, voglio dire, poi, come dire, c'è una sorta di abitudine alle cose e quando vedi sempre le stesse persone rischi di abituarti e quindi non ti stimolano Sì, più. esatto. Ok, invece adesso sarà una ventata di novità che farà bene a tutto l'ambiente, non solo ai giovani, ma anche a voi, a tutti voi. Assolutamente, ma Perché sì, comunque voi sarete stimolati, gli allenatori saranno Lo stimolati. stiamo facendo per noi. Sarà prima. un'occasione di Stiamo crescita. facendo Fate regali. anche una squadra di argentine, che sono tipo come Belen Rodriguez. Adesso No, lo c'è un proponiamo episodio direttivo, bello. C'è un vediamo se episodio lo bello. approvo. Allora, questa qui è una Vai, figata. vai, Adesso cito Bastiano Tondo che mi diceva sempre: dai, dobbiamo fare la squadra femminile, no, scusa, la squadra maschile a Orosei. Mi aiuti? Certo, ti do una mano. Allora, voglio portare 5 slavi. Allora io ci ho pensato e ho detto: scusa, ma perché non portiamo 5 slave? E facciamo una squadra femminile. Ho detto che probabilmente è più gratificante. E poi è anche più facile, oltretutto che... E Le slave non so se sono brave a giocare a basket, però... Sono di sicuro belle ragazze, Sì. senz'altro sono belle ragazze. E poi soprattutto Quello sicuro. il pubblico maschile viene a vederle. beh, Esatto, è un po' più sempre- facile fare il marketing. È come nei via, bar, dai. è come nei bar, no? Quando metti una ragazza dietro il bancone, il bar è sempre pieno. Cioè, metti un uomo, non fa nessuno. Beh, certo, è così. No, noi adesso, a parte, noi pensiamo che questo progetto, insomma, per questi anni ci possa portare veramente a capire meglio il lato dirigenziale, il lato allenatori, il lato gruppo giocatori, quindi ragazzi, ci possa portare a capire un po' meglio come funziona, diciamo, la pallacanestro anche a livelli un pochino più professionali, tra virgolette. Certo. L'obiettivo vuole essere quello di far diventare il tutto divertimento, senz'altro, come lo è sempre stato, quindi un hobby, una passione, però anche cercare un attimino di fare uno Di step in su, professionalizzarlo un po'. fare uno step in su, cioè cercare di assolutamente. trovare un modo, un equilibrio affinché non solo sia un divertimento, ma che sia anche veramente poi una potenziale valvola di sfogo, magari anche per i ragazzi, per chi veramente Poi ha avete, delle ambizioni. Guardi, magari avete anche bisogna figure capire- all'interno della società. Allora, l'anno scorso siamo, come 2 anni fa, siamo andati alle finali di promozione. Il palazzetto era pieno, i bambini venivano con i cartelloni. Ma non lo supporta. Una cosa bellissima. Più entusiasmo. Cioè, una cosa bellissima. E secondo me è proprio... Ci ha messo entusiasmo solo quando abbiamo fatto a pezzi. Secondo me, come? Lo diceva la prima della puntata, diceva devo fare a pezzi pieno, quindi ci Bene, riuniamo, grazie. ci riuniamo. Sto scherzando. E E comunque secondo me il Nuoro merita, dai. Nuoro ha seriamente bisogno, non peraltro perché nonostante una cittadina abbastanza piccolina, ha proprio bisogno di vivere questo tipo di realtà, ma lo dimostrano le situazioni in cui dove siamo riusciti ad arrivare avanti, dove abbiamo fatto un pochino di risultato, dove si vinceva, dove c'era Certo, entusiasmo. sì. Nuoro ha sempre risposto positivissimo, con il pieno, anzi addirittura la gente fuori. Quando magari capitava che magari vai in giro ti chiedono ma come sta andando, come sta andando. Ecco il CONI, un problema. Bisogna fare un palazzetto. Bisogna fare sempre un palazzetto. Il CONI è un problema perché è il problema di tutte le strutture comunali che Certo. non c'è nessuna struttura omologata. Certo. Diciamo. Questo è uno di quei piccoli, tra virgolette, piccoli problemi che dovremmo riuscire poi ad affrontare più avanti, perché comunque
è un palazzetto che può ospitare 200 persone. Ma perché, No, perché è lo limitante. sport è il volano di tutto. Sì. Cioè sembra banalissima questa cosa perché noi facciamo sport e quindi diciamo è lo sport. Però lo sport rispetto a tutto il resto è un qualcosa che è una piccola comunità, una piccola vita. Quindi là impari le regole. Spesso adesso i ragazzi non hanno regole a casa, in palestra ce le hanno. Non hanno regole a scuola, in palestra ce le hanno, perché un allenatore, un professore non può prendere a calcio in culo un alunno, Sì. ma un allenatore lo prende a calcio in culo, Sì, sì, un allievo sì, se sì, si comporta sì, male. sì, sì. E non dice niente, perché ci sono regole non scritte che alla fine Che funzionano. 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 E ti dico, io dico sempre, ho degli amici che sono sindaci, assessori, lo sport è la prima cosa. Certo, la cultura è importante, la cultura è importantissima, ma uno che legge un libro non ti muove quello che ti muove lo sport. O uno che perché comunque nella mente dei ragazzi il divertimento viene prima di tutto. Poi può essere anche, perché poi tutti i ragazzi con cui abbiamo giocato sono laureati, sono diventati Certo. Poi chi, viene di conseguenza. chi Quando vai a giudice, fare- e certo, mette una Ma conseguenza, ti perché danno comunque lo sport un'impronta, ti dà le un'impronta. regole, ti dà le regole importanti. Intanto non ti porta a non fare uso di droghe, non ti porta a fare uso di Stronzate, certo. esagerare nelle cose, a comunque stare, ripeto, la comunità ti protegge. Il fatto di stare in una comunità sana, tu sai che devi rispettare per stare là dentro, se no sei fuori. Poi per carità sono le pecore nere, come da tutte le parti, però io ho giocato con giocatori che si drogavano e li abbiamo tirati fuori dalla droga. Io ho avuto degli amici carissimi, un ragazzo che giocava con me, Campano, un anno è venuto a giocare a Oristano, l'abbiamo tirato fuori dalla droga ed era perso, si è rimesso in gioco. Si è perché reinserito. si è reinserito perché l'abbiamo Bestiale. tirato fuori dal suo ambiente, è venuto a giocare a Oristano, gli abbiamo fatto vedere un ambiente sano. Quello è una vittoria di un campionato. Che per gli me, avete capito? fatto vedere un'altra Certo, occasione di divertimento che va al di fuori di un'altra quelle fesserie. un'altra visione che Certo. voleva dire andare al mare, conoscere gente, essere inclusivo. Ecco perché ti dico, anche a Nuoro è una cittadina molto bella da quel punto di vista, perché i nuoresi, come dicevate voi, sono inclusivi, sono ospitali, però allo stesso tempo sono delle persone molto integerrime, mediamente, no? Quindi hanno dei valori molto saldi e quindi se sgarri poi te la fanno, cioè l'episodio che è successo l'anno scorso a Nuorese, io conosco i dettagli, però voglio dire la società non ha avuto nessun problema a cacciare via l'allenatore e i giocatori nonostante fossero primi in classifica, perché comunque non sono stati rispettati i parametri che la società si era apposta per tutti, quindi non ha fatto prigionieri, non gli ha fregato niente a costo di perdere il campionato, però queste sono le cose che quello è stato un episodio troppo poco pubblicizzato. Vero, Invece invece è stato un episodio carinissimo. Ma adesso Io conosco bene Antonello, conosco bene Gianni, conosco bene la famiglia Pitorra e per questo è stato un esempio per la città. Ha detto, siamo primi in classifica, però non ce ne frega niente, ma andiamo veramente perché hanno fatto una cazzata. esatto. Giustamente. Bellissimo. Esatto. Sì. Anche- E quello è stato un bel anche io episodio. Importante ricordarlo. Sì, 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 sì. sì. Il Perché problema- lo sport poi prima di tutto deve essere questo. Certo, Cioè, al letto deve che si essere- può sbagliare, per carità, Chiaro, si può anche chiaro, sbagliare, ci non è che siamo mancherebbe. tutti Hanno diritto infallibili. anche i ragazzi di sbagliare. Certo, Lo dico certo. sempre. Certo. Purtroppo sono anche, cioè purtroppo, sono in un'età, molti di nostri sono in crescita, sono adolescenti. Ci sta qualche ed passo fa, certo, Cazzate abbiamo fatto tutti Cioè, però quanti, deve essere ok. anche capito. parlo spesso con i genitori, dico, a volte lo sgrido io, tu non intervenire perché c'è anche Certo. il momento educativo di essere uno, non Sì. è che uno sono in mille. Sì, sì, E sì, dunque, niente, secondo me, tornando alla squadra di C maschile, poi c'era anche la B femminile, porterà entusiasmo e ci porterà, secondo me, a far bene. Poi noi ce la stiamo mettendo tutti. sì. Esatto, quello è l'importante. Ma l'importante è metterci il 100% dell'impegno Cioè, io che possiamo ora- Certo. garantire. Noi ora a fine mese faremo anche un'assemblea con i soci perché c'è il direttivo è un gruppo, i soci è un altro gruppo che Certo. È un gruppo enorme che ci teniamo a dire che quest'anno soprattutto ci ha dato un supporto grandissimo perché senza il loro piccolo supporto però di così tante persone probabilmente non, Quello non saremmo in l'azionato grado. popolare. No, ma poi hanno contribuito alle, Sì. molti hanno contribuito, cioè da poco Ma poi sono che presenti. sono venuti a pure la palestra, sono venuti, cazzo, sono quello presenti, cioè, sono presenti alle feste ti vogliono dare una le mano, feste ti danno danno con i una mano, dunque ragazzi. per noi è tutto fondamentale. oro che cola. Sì. E dunque io sono contento che sono presente a gennaio, ma abbiamo fatto già delle grandi Auguri, cose Presidente. a livello, Pagala bene. a livello anche economico, insomma, dunque diciamo tutte qualche soddisfazione. Stiamo ricominciando a pensare anche in Considerando grande che, che fa bene, che abbiamo dai. iniziato con
così, on off, in un secondo. Abbiamo avuto un po' di difficoltà iniziale perché comunque è stato il subentro con non accompagnato. Per mille dinamiche, comunque pian piano stiamo riuscendo a capire qual è la strada da seguire, ci stanno Bravi anche supportando voi. tante Poi persone. Però anche voi che state supportando, Noi Noi ci ormai è stiamo impegnando importante. tantissimo, Poi, soprattutto poi però stiamo trovando riscontro da parte dei ragazzi, Certo. degli allenatori, del gruppo storico come Giuseppe, Francesco Mura, ci sono delle figure che sono comunque fondamentali. Certo. C'è poco da dire Ringraziamo sul Francesco Mura. Francesco Mura Mura è dobbiamo un ringraziarlo grande, una persona che non viene mai nominata, No, ma è grande una Francesco. colonna. Deve Perché venire è di Baffi. nuovo, Deve venire. Ce per Ce l'hai ancora i forza, baffi? deve- Sì. eh? Ce l'hai ancora i baffi? Sì. Ce li ha, ce li ha, Sì, ce li sempre ha. qua. ma- Salutiamo Francesco Francesco è un leader grande, in tutto, cazzo. anche nel modo in cui si Sì. comporta con i Una bella- ragazzi. un'ottima- una bellissima con tutto, persona. con tutto, è veramente Ma poi una porta figura di serietà, rilievo per noi, serietà, infatti spero che ricorda prima o poi determinato. accolga il nostro invito e venga a farsi due Con chiacchiere Elia, con con noi. Elia, il figlio, perché lo facciamo Elia padre e Mattia, figlio. Perché è timido? È timido, Francesco? No. È perché vuole No, stare non dietro vuol le quinte. venire, non lui gli piace È dietro le eh, quinte, ma lo staniamo, lo staniamo. Francesco è un grande lavoratore, Grande è lavoratore, un grande sì, lavoratore, Per noi è importantissimo, è Eh, fondamentale per noi. capito? Ma cioè, ora la pallacanestro nuovo praticamente non esisteva quest'anno, dunque hanno lavorato anche gli altri e hanno lavorato tutti quanti partendo da mio fratello che era presente, poi certo. Pasquale Magia aveva fatto un bel lavoro, certo. poi Pasquale Magia ovviamente quello che è Gianfranco, stato ha dato il là. sì, Pasquale cioè, Il primo la cambiamento. visione è questo qui. L'ho incontrato da poco e mi ha fatto i complimenti, che ha detto questa qui sta arrivando quello che Volevo- che volevamo. E l'altra mente di quel gruppo era Giovanni Guiso. Giovanni Guiso. Per Perché- noi, vabbè, negli anni in cui abbiamo giocato io e tu insieme in Serie C, Certo. Giovanni era una delle figure più Sì. era importanti. Per Giovanni. noi comunque una di riferimento sempre presente. Una figura veramente, veramente importante. Infatti bisognerebbe veramente ringraziare un pochino tutti quelli che hanno Assolutamente. Abbiamo permesso. cercato Beh, c'era un po' anche di Fabrizio, ripercorrere anche la storia, così a bravo, spizzichi. Fabrizio Meschino, Meschino perché è morto, perché mi dispiace come Beh, però era come presidente allora. era lui. presidente e ha dato molto, Sì. molto, molto, Era una molto, persona molto. eccezionale. Una Io persona mi eccezionale. ricordo No. la prima, dopo che è entrato presidente, dopo una settimana c'era una partita e ha regalato, questo qui mi ha emozionato, ha regalato una rosa a tutte le donne. delle Pensa a figure. te, un signore. Capito? Era veramente un signore, signore. sì, E dunque mi aveva proprio anche mi aveva colpito questo suo gesto. Mi ha detto, Giuseppe, io oggi regalo una rosa a tutte le donne della palestra che vengono, a tutte le mamme. Ed era un gesto bello. Sì, bello gesto. Cioè, capito? No, quello è proprio Che un'impronta che noi dobbiamo cercare stava di giocando i seguire. maschi, no? E lui invece ha pensato alle mamme e ai bambini che portavano i bambini 5 anni a vedere la partita. Cioè, è stato bellissimo e mi emoziona ancora. Poi abbiamo avuto il figlio Fabrizio che giocava con noi, Marco, un che era ragazzo veramente d'oro. un ragazzo d'oro, è un grande, anche un grande giocatore, perché io ho fatto l'esperienza con tutti gli under 16 e le chiocce, Sergio, l'argentino, siamo andati Vabbè, benissimo, sì, siamo Vabbè, andati. avete fatto un sacco di campionati. Sì, avete sì. fatto- Ma diciamo che ogni volta ci mettiamo alla prova, che sono tutte le prove una diversa dall'altra. Bisogna Adesso vabbè, un po' questa famiglia che tira fuori il meglio di ognuno. Poi avete fatto anche la squadra B dalla Zacchena. No, no. ancora? No, c'è. Sì. E c'è Bevore Becco, sì, che la metà sono di nuovo, Fughetto, sono tutti Si creano queste succursali, sono, no? sono diciamo ex giocatori. perché poi si È creano. il figlio del rapporto. Bravo, che si certo, crea, no? perché poi si Alla Ma fine. rincontrano. sono Esatto, ex giocatori sì, che sì, poi sì. ex giocatori di nuovo che continuano a giocare Vabbè, ha detto fuori. ex giocatori, dai. Beh, Dillo, vabbè, dillo. Ughetto No, ormai è un ex È uscita, giocatore, è uscita. è uscita perché ha bevuto 2 bicchieri di vino, tutta la verità. No, però dico, ormai sono persone che vivono lì. vivono No, no, a Olga, Ugo è un ex vivono- giocatore, lei è sempre lo è sempre stato. Anche quando gioca. Ah, Bavone, ti aspettiamo per la replica. Bravissimo, bravissimo Abbiamo chef, fatto un'ora e bravissimo mezza chef, l'ultima bravissimo. Uovo tanta roba, ma Ughetto ormai è un ex giocatore. Ugo, bravissimo Non chef, gioca da 10 Ughetto. anni. grande chef. Se andate a mangiare da lui vi dà merda, perché lui è un Però lui se vendicativo. vuol venire a Nuoro a darci una mano con la promozione, Sì. Eh. A cucinare comunque, anche. però sono La tua parola succursale è una bella parola perché Pasquale Magia aveva aperto la Sorbona, era la Sorbona, La Sorbona. e la squadra universitaria a Cagliari. Beh, certo, è bello. E Sì, sì, tu la aveva Sorbona, fatto Sorbona. la squadra universitaria a Cagliari, che c'era Pietro Sanna che era uno che giocava, che poi è diventato anche allenatore, e che praticamente
hanno costituito questa squadra. Universitaria. L'universitaria, che lo chiamavano l'Asso. Il Bello. problema di nuoro poi è Eh. che poi a 19 anni perdi tutti i giorni, comunque vanno lo fuori a so. studiare, giustamente, Eh, però per la Meno pallacanestro male. non è... però Per la pallacanestro non è mai Meno il male che massimo, studi. perché comunque arriva a 19 anni e li perdi. Lo so, ma è così. Però rendetevi Fa parte conto, del gioco. stiamo facendo anche un bel lavoro perché finché sono a Nuoro loro stanno bene, Ma Cioè, assolutamente. vivono bene, capito? Assolutamente. Dunque, Poi a volte ritornano, no? Cioè abbiamo Sì, le persone Quasi di sempre, Arie, quasi sempre. esatto. no? Se E continuano a quindi- giocare poi tornano. allora, No, no. l'importante è quello. dai. Da noi. Vabbè, Cioè, ragazzi, secondo me la possiamo chiudere. Anche Basten, chiudere grazie qua. mille a Grazie a entrambi. voi. Grazie ragazzi, e grazie mille per averci ospitato. Siamo alla grazie a terza voi. puntata. Perché abbiamo siamo alla terza puntata e 125. siamo al 125 del Cala Ginevra da Piero beh, Rondoni. certo, un po' di pubblicità, dai. No, siamo 3 puntate che ti facciamo pubblicità. No. Siamo partiti col sole, poi abbiamo Vabbè, fatto il adesso tramonto, mi toccherà Occhiali, aprire. zanzare. Le migliori bottiglie adesso, apriremo le migliori bottiglie. Bene, bene. Va bene, Vabbè. e ragazzi, poi noi ci vediamo- abbiamo capito oggi che Rondoni non giocherà più. Va bene, ci Non sarà- giocherò a pallacanestro. Non Non giocherò a pallacanestro. I video. Però noi comunque chiediamo a tutti, come ha fatto Piero, di sposare un attimino la causa e darci un piccolo contributo Sì. come soci, perché per noi è veramente, veramente importante. Sottoscrivi? No. No, però che un piccolo passo per voi, un grande passo per la società. Esatto. Ciao, grazie ragazzi. Grazie, Grazie. ciao ciao ciao.